Allora ragazzi, siamo qua nel Gorgazzo per andare a fare Roy Napoleon. Passiamo a Polcemillo. Eccola qua. Sono questa. Sì, via Vigna. Finalmente. Allora, diciamo che la salita da via Vigna non è stata proprio una brillante idea. È una salita per un bagno del sangue. Siamo giunti qua della Tagliafuoco, a sinistra si va sul Mezzomonte, a destra si gira per Gardago, l'inizio dei sentieri che andiamo a fare. Bon, come dicevamo prima, siamo qua della Tagliafuoco, stiamo per prendere questa prima qua, questo primo sentiero che poi ci porterà giù. Se Marco sa il nome anche di questi sentieri, se può dirmelo, che così completiamo la nomenclatura e andiamo a farlo. Però appena torno a casa io rimetto su le mie care vecchie manopole, perché con queste io non mi ci trovo bene, proprio per niente. Allora, tiriamo giù il sag, ma la forcella non è, vediamo se, boh, vediamo. Allora io consiglio sempre di prendere la pietra più grossa e saltarci sopra. No scherzo, non andiamo a fare cretinate, perché farsi male è un attimo. Forse la sella andava ancora più bassa. State attenti qua perché si rischia grosso. E abbiamo fatto questo ed è il primo. Ora cerchiamo l'entrata del secondo. E sinceramente non so dove sia, che sia sto qua. Lo vedo brutto messo qua, soprattutto per me manubrio, perché non so neanche che passa. Dovremmo vedere. Questo credo di non averlo mai fatto. Tango. Non sto ancora mettendo in pratica bene le cose imparate, perché ancora mi impianto sulla curva, non mi muovo bene. Ecco cane, bisogna stare attenti qua alle foglie, nascondono le pietre e perdere la gomma è un attimo. E qua ho cambiato male perché non sono ancora abituato a cambiare rapidamente. Fai storia. Sono male sul pedale. Boh. Adesso non mi ricordo di averlo mai fatto. Dove mi sta portando? Perché qua la vedo brutta. Ferma perché non ci vedo. Ho le lacrime agli occhi, non vedo la strada. Qua molti tagliano fuori. Ho dovuto fermarmi perché non vedevo più la strada.
Mi sono dimenticato di portare gli occhiali. Allora lo riprendiamo, cerchiamo di riprenderlo e di farlo nel modo corretto. Forse è meglio partire dalla cima. Accidenti, che brutto punto, veramente. È una roba veramente ostica sta qua. Non è roba da tutti. Forse, per prenderlo meglio, forse sarebbe meglio saltare qui. Poi andare giù a destra. Ecco, adesso mi si è staccata anche la lente a contatto. Mi sa che quello di Napoleone mi toccherà rimandare di nuovo a domani. Devo riuscire ad andare via più presto, ma purtroppo i tempi sono sti qua. Non è che posso far di meglio. Purtroppo è così. Infatti è quello che dicevo prima, che non hai posto per passare, dovevo salire sopra. E qua ho sbagliato, vabbè, l'albero. E poi c'è questo qua, che è sempre quello. Vai, 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 ok, il problema non è qui, il problema è più basso, alla fine, allora, vedo che le scie sono quasi tutte di qua, Anita. Ottimo, giù a sinistra, a sinistra. Una pietra mi ha fatto perdere il davanti e non sono riuscito a girare. Dovevo sterzare, ma una pietra mi ha fatto... Dovevo scendere di qua. Vediamo, riusciamo a partire da qua. Perché volevo provare a fare. È un po' difficile partire da qua. Ecco, questa traiettoria se l'avrei dovuto scegliere. Vediamo se è fattibile. Dai, ok, dai. Per me è un po' difficile guidare qua. Aspetta, vedo che c'è gente che passa sopra. Un attimo che
là credo che sia, ma e qua, accidenti, no, è lì, vabbè, scendiamo da qua, non c'è neanche un segno, no, non è la boia, cane, non riesco a capire dove va. Oh Gesù Maria. Credo che non sia più molto frequentato sto. Ai! Se questo è il Troy del Napoleon, è proprio una bella troiata. Vabbè, questa era la parte alta, io dovevo fare la parte bassa, ma visto che sono una testa di pinga, dicono secondo me non è un sentiero sto qua, che non sia l'ennesima traccia animale, e qua non ti passa più, perché è tutto un baro de rovi. Qua forse che passano le bestie, proviamo a tirare fuori il GPS. Novità, secondo il GPS siamo sul Troy giusto, purtroppo è impercorribile, qua che vorrei non una motosega, 2 motoseghe come minimo e 2 cespugliatori, non si passa, poi è tutto pieno di spini, ci si aggancia ovunque, in ogni dove, e nel mio dove ghettegno quel mio. Allora, via, torniamo indietro, passiamo dall'altra sponda, quella conosciuta, quella praticabile. Siamo riusciti a risalire un po' col buio, ormai le 5, c'è gente anche che viene giù sparata, guarda, c'è persino le tracce di frenata, guarda che roba, come fanno a venire fuori così veloci da qua? E siamo di nuovo col buio. Signore, quasi quasi lo faccio solo perché intanto mi sono rotto le palle a venire su. Ecco, col buio già io non ci vedo bene, ho la lente a contatto, le lenti che si staccano continuamente, gli occhi che lacrimano, non è una bella roba, non te vedi la strada, e poi le buio, via. Qua? Sì. Questo è. Anche i paletti piantati per terra. Che ti casca sopra i cazzi. Quindi purtroppo è da dicembre che non ho più nemmeno un buon equilibrio, non ho più un buon allenamento, perché tra una roba e l'altra raffreddori, influenze, tutte le altre porcherie non mi ha buttato giù, non arrivo più a fare quel che devo fare nel modo corretto. Adesso infatti mi sto allenando per riprendere un po', ma sono veramente fuori forma, la bici non è equilibrata bene. Allora il Minion, il 27,5 per 2,60 che ho su, esco la Dual e qua non ve la faccio, ormai è troppo lunga. Sì, è una bella gomma, ma poi sinceramente mi trovo meglio con lo Schwab, con il Nobinic. Cazzo, che andava tanto più veloce, nel senso che aveva più grip sulla sterrata. Non dico queste, ma sulle sterrate, lì come la tagliafuoco, e sull'asfalto. Poi sto qua mi sa che assorbe molto poco gli urti,
mi sento tanto l'anteriore con quell'altro. Va bene, Nomi Nick erano 2,80 o se no vado su Magic Mary della Schwab. Hans Dampf, Magic Mary, Nomi Nick. Nomi Nick è una mescola media. Hans Dampf e Magic Mary hanno mescole morbide, per cui però non credo che abbiano da 2,80, soprattutto Magic Mary, credo che sia fino a 2,60. Occhio al cranio. Il manubrio largo non è proprio un gran vantaggio sui percorsi qua. Questo qua sì che è duro, qua non vado su, è una marcia quasi la più corta, se no devo usare arrampichino, e qua cioè, o la impari tatticamente, cioè arrivi qua, cerchi di essere veloce, venire fuori veloce e buttare dentro il rampichino. Se non farla tutta con rampichino, ma ti tocca usare le marce lunghe anche dopo. È bella ostica sta stradina, Yep. Guardate che mi pare. No, di qua. Porco cane, fango. Merda. Yes. Io odio il fango, lo odio a morte. E ho il dietro che va per i cazzi suoi. No, è liscio il copertone dietro. Bisogna impararlo sto tratto qua, credo che tecnicamente sia abbastanza evoluto come sentiero. È un bel sentiero tecnico sto qua. Vai, tranquillo. Frena, tronchi. Allora, qua a destra, sinistra, non vedo un cacchio. Oh. È una variante, non so perché ci abbiano messo i tronchi. Vabbè. Qua c'era una curva in appoggio e un ramo sul cranio.
dietro, 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 non troppo avanti. Bene. Dov'è? Qua. Bene. Dio santo. Tiralo giù, Dio. Buono. Perché non riesco a inclinarla, ho la sella che mi tocca sulle gambe. Non ho aria sulla sella. È difficile sto qua, è difficile, poi. Dove? Alto. Sinistra o destra? Queste dovrebbero uscire da dove esce il picchio morto, dove c'è poi la salita per andare a Polcenico. Queste invece dovrebbe uscire direttamente sul fiume, là della strada. Proviamo a fare questo, ormai è tardi per farle tutte e due. Ne ho fatto una. Aspetta, qua non vedo più un cacchio. Un po' bruttina sta qua. Ce n'era una a sinistra anche, deve essere un'altra variante. Sono troppo corto, fuori la catena anche. Dai, entra dentro, su. No, ho sbagliato. Su. Hop. Sinistra. Adesso a destra. Eccola. Fatta. Con la catena che salta. Adesso controlliamo la catena. Adesso. Urco cane. Cosa è successo? È andata giù. No. Fatto. Siamo usciti qua. E questa è via Maso, qua a Polcenico, lassù c'è il distributore. Boh, adesso torniamo a casa. Questo Maxxis Minion DHF che è il 2,60, cioè è il 27,5 pollici 27,5 per 2,60 mescola dual Minion DHF, ce n'è solo un modello così. Nuovo, non si comporta male, però sinceramente
secondo me il Schwab, il Nobi Nick da 2,80 che adesso si trova montato dietro, che ormai è liscio perché è pettinato, è una gomma che ha già 2 anni e su da 2 anni era davanti, che questo ha la mescola media, quella con la striscia azzurra. Ecco, questo qua, persino da usurato, oggi si è comportato molto bene, persino sul fango, anche se mi andava via, perché ovviamente è ormai alla fine. Devo dire che almeno come velocità, e parlo di velocità in discesa su sterrato ghiaioso, sterrato tipo da tagliafuoco, tipo da Venezia delle Nevi, o mettiamo asfalto, comunque uno sterrato da mulattiera, non da diciamo roccia dura come abbiamo fatto oggi, questo è velocissimo. Questo puoi andare giù in piega molto, ma molto, e vai veramente veloce con questo. Sto qua mi dà la sensazione che non ha le stesse prestazioni di velocità in discesa. Probabilmente rende meglio sulla pietra, ma cioè io infatti quasi quasi avrei l'idea di spostare questo dietro e davanti montare un 280, non so se sempre della Maxis, sempre un Minion, e poi questo consumarlo ovviamente, per poi andare a sostituirlo con uno un po' più, con una mescola diciamo dura dietro, poi spiego il perché, e davanti andare a mettere un 280, forse sempre un Minion, o forse andremo a mettere davanti, non so se lo fanno, Lance Danf o il Magic Mary, sempre della Schwab, che sono con mescola ancora più soft di questa. Appunto, parlando di mescole, questo, il Nobi Nick dietro non va bene. Attenzione, questo come ruota anteriore va benissimo, ma come ruota posteriore soffre moltissimo perché dura 6 mesi, si mangia subito e già dalle prime uscite si possono vedere i tasselli nuovi mangiarsi sull'asfalto. È una mescola troppo morbida secondo me per un posteriore, nonostante sia l'Addix, quella azzurra, quella media, mescola media, e dietro io avevo sempre un Nobi Nick dietro e quello 6 mesi pettinato. Sto qua a 2 anni ed era davanti. Sono sempre lo stesso copertone. E appunto adesso potrei spostare questo dietro, questo lo tolgo perché ormai è finito, ma nonostante tutto questo tiene ancora bene e mi sento più a mio agio con sto qua che forse non ha il tassellamento di questo qui, però eh, se no io proverei a mettere davanti il coso della Maxis invece che il DHF da 280 potrei mettere la Segai, provare direttamente con una Segai, questo spostarlo dietro, ma la Segai costa, mi pare che costa parecchiotto. Andare direttamente su, però non so se lo fanno da 280 il Magic Mary o Lansdowne, ma credo che sia più adatto il Magic Mary per quello che faccio io e non quello ultra soft, quello con la mescola soft sull'anteriore. Da provare quello perché se quella con la mescola media, che mi pare sia il Speed Grip, quella azzurra, è durato 2 anni, magari davanti dura un anno, però mi basterebbe che durasse anche un anno, però avere ancora più grip sull'anteriore, soprattutto sulle pietraie e su altre situazioni di fango così. Però io tornerei a montare su un 280 sull'anteriore, perché secondo me parte il peso assorbe meglio gli urti e questa è una bici molto rigida da cross country e non ha gli ammortizzatori dell'enduro, per cui se vuoi fargli fare enduro qua gli devi sbattere su almeno dei copertoni che permettano di assorbire molto bene
i colpi e che abbiano una grande lettura della strada. Potrebbe andare, la superficie larga potrebbe andare meno bene sul fango, per esempio, una superficie larga sul fango naviga, si galleggia, per cui ciuf, ciuf, e non riesce a scavare, a crearsi un solco. Adesso sì, dobbiamo togliere le manopole perché appunto voglio tornare con, magari domani appunto facciamo l'altra variante sempre del Napoleon, quello che va dall'altra parte. Oggi abbiamo fatto quella a destra, magari domani facciamo quella a sinistra, per cui vorrei provare a tornare a mettere su le mie manopole, quelle con cui mi trovo bene.